Viene dalle aziende di trasporto pubblico la risposta alla fase di emergenza conseguente alle vicende dell'ATP di Padova. L'assessore ai trasporti del Veneto Sante Perticaro ha chiesto alle aziende di trasporto aderenti alla CISPEL, la Confederazione Italiana Servizi Pubblici degli Enti Locali, di mettere a disposizione i mezzi per sopperire ai disagi dei lavoratori pendolari sulle tratte principali. La CISPEL ha accettato volentieri la proposta. Le aziende aderenti utilizzeranno una trentina di pullman per l'effettuazione dei servizi di emergenza che prenderanno presumibilmente il via da lunedì prossimo 24 maggio. Sin da oggi intanto saranno approfondite in riunioni operative le questioni logistiche e di organizzazione complessiva del servizio. Il coordinamento delle operazioni sul territorio sarà svolto dall'ACAP, l'azienda di trasporto del Comune di Padova, sia per quanto riguarda la mobilitazione dei veicoli, sia per l'approntamento degli orari, sia infine per la gestione del personale. L'assessore Perticaro ha inoltre preannunciato che martedì 25 maggio porterà contabili in dibattimento, perché per la completezza della prova vi è una necessità di andare oltre nelle indagini e lo facciamo. Allora andiamo a vedere in concreto come ha potuto, perché io voglio entrare nel merito, non mi voglio tirare indietro. Maserà, Cartura, Carrara San Giorgio e Santo Stefano con Selve, Bagnoli e Anguillara, Agna Padova con Agna, Candiana, Arre, Terrassa, Bovolenta, Casal Serugo, Albignasego, San Giacomo e Padova, Valbona, Vo Padova, da Lozzo a Testino, Cinto Valnogaredo, Vo, Teolo, Cervarese, Montemerlo, Selvazzano, Tencarola e Padova, Vo, Carbonara, Bastia, Fossona, Sacolongo e Padova ed infine Cervarese, Montemerlo e Padova.